E questo è un caso che non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello che potrebbe succedere a noi qualora riuscissimo a sottrarci da questo sistema dell'Eurozona. Guardiamo questo caso che è molto più calzante con quello che potrebbe succedere a noi. Questo è il Giappone, questo è lo yen. Nel 2013, circa verso maggio, è stato un picco di svalutazione della valuta del Giappone rispetto al dollaro che è arrivato proprio a un picco del 26%. Parimenti, e secondo questi falsari, l'inflazione dovrebbe essere stata del 26%. Vi siete veramente convinti? Questo è quello che è successo. L'inflazione si è declassata, si è abbassata addirittura sotto lo zero e al massimo è andata allo 0,68%, quindi addirittura sotto l'1%, più bassa di quella che abbiamo noi. Ma al di là di questo, vediamo che assolutamente non esiste un legame empirico tra svalutazione e inflazione, perché comunque nella logica della determinazione dei prezzi intervengono molti altri fattori di ambito commerciale, perché comunque anche gli altri paesi non hanno voglia di vedersi distrutta la loro competitività, distrutte le loro vendite, le loro esportazioni. E è veramente sempre un vantaggio avere la valuta forte. A quanto pare non ne sono assolutamente convinti i nostri imprenditori, i quali giustamente si lamentano che l'euro è troppo forte, che non ci permette di essere competitivi. Non è convinto nemmeno il Giappone, il quale, come abbiamo visto prima, ha realizzato delle forti svalutazioni, e la linea che segue è ancora quella lì. Non è convinta la Svizzera, la cui banca centrale si dichiara disposta ad acquisti limitati sul Forex, cioè sul mercato delle valute e di valuta estera, per evitare che il franco si apprezzi troppo. Pensate che a tutt'oggi il franco è ancora più forte rispetto all'euro. Non è convinto nemmeno il ministro delle finanze del Brasile, Mantega, il quale parla dichiaratamente di guerra delle valute e dice che noi non permetteremo alle svalutazioni in corso in Giappone, così come in America, così come in Gran Bretagna, di distruggere la competitività delle nostre imprese. Quindi assolutamente una valuta troppo forte, che si apprezzi troppo, non è la salvezza, non è una cosa da perseguire con tutti i mezzi. Noi abbiamo una valuta che è sopravvalutata rispetto al dollaro e non ci risulta che l'Italia, senza che noi lo sappiamo, sia più ricca degli Stati Uniti d'America. Anzi, siamo sempre più poveri. Ma al di là di questo è già successa una svalutazione addirittura del 30% della lira. È successa quando noi uscimmo dall'OSME, che era un altro sistema criminoso padre dell'Eurozona, che legava la nostra valuta a un paniere di valute che includeva tutte le altre valute europee. Nel 1990 questo tasso di fluttuazione del 6% che era fu abbassato ulteriormente al 2%, e con delle forti speculazioni in corso l'Italia fu costretta ad uscire da questo sistema perché non riusciva più a rimanere all'interno di questo range, e ci fu una svalutazione del 25-30%. Monti, in quell'epoca diceva che il professor Monti, Mario Monti, che con una svalutazione di questo valore ci sarebbe stata una pari inflazione. Assolutamente non vero, perché come esattamente avete visto nel caso del Giappone, ci fu bensì una deflazione, pensate, dello 0,4%, quindi addirittura un abbassamento dell'inflazione. In più si svalutò anche il debito che avevamo con l'estero e addirittura calò la bolletta energetica e il PIL italiano aumentò, per via del fatto che si dice che andremo a fare benzina con il bagagliaio pieno di lire. Assolutamente non vero, anche perché la svalutazione è un fenomeno che grava molto di più a favore dei debitori che non dei creditori. Negli anni 70, con le forti inflazioni che avevamo, ci fu una forte svalutazione della lira, e questo però fece sì che le famiglie riuscivano a ripagare con estrema facilità i mutui, i prestiti, i contratti per acquisto di case molto anni prima,
perché con l'alta inflazione c'era la svalutazione della valuta, in più c'era il meccanismo della scala mobile che consentiva di tenere a pari passo sempre i salari, quindi ciò consentiva di ripagare questi prestiti con estrema facilità. E un altro mito che quotidianamente, forse anche ogni ora addirittura della giornata, se ascoltiamo qualsiasi canale televisivo, qualsiasi canale radio, ci viene propinato, quello dell'Italia spendacciona. Assolutamente non vero, perché questo grafico deriva dalla Ragioneria Generale dello Stato. Vediamo come dal 1960 verso quasi la fine degli anni 80 l'Italia assolutamente non era uno Stato spendaccione, non spendeva di più delle medie europee. La media europea è questa linea qui viola sopra, noi eravamo sotto la media europea. Dopo il 1990 siamo andati leggermente sopra la media europea, però solo leggermente sopra, quando tutti questi falsari che sentiamo quotidianamente per televisione, cosa ci dicono? Che noi eravamo qui, tutti gli altri erano qua. Assolutamente non vero, questo non era un paese che spendeva troppo. Diciamo che spendeva male. E poi discutiamo anche quello. E guardiamo anche questo grafico qui. Questo è il grafico che descrive la spesa primaria dell'Italia. La spesa primaria cos'è? Tutta la spesa di uno Stato, esclusa la spesa per interessi sui titoli di debito pubblico. Noi eravamo qui, la Germania era qui e la Francia era qui, quindi assolutamente questo non è uno Stato che stava spendendo troppo. La Germania, per via del fatto che spendevamo male, la Germania in quegli anni era terrorizzata da noi. Il ministro Helmut Kohl, come testimonia Andreatta, continuamente incassava l'Italia, chiedeva ad Andreatta di spendere di meno, insisteva affinché entrassimo anche noi nel meccanismo dell'euro. E il motivo era proprio questo, perché la Germania temeva la nostra concorrenza. Alla fine degli anni 90 la Germania era in rosso con le esportazioni e come capacità manifatturiera la Germania era molto inferiore a noi. E questo è quello che hanno fatto quando a noi venivano a dirci di spendere poco. Questo è quello che hanno fatto prima di entrare nell'euro. Hanno completamente ristrutturato la loro capacità produttiva in modo da presentarsi all'ingresso nella moneta unica con delle industrie completamente ristrutturate, rimesse in lucido, e quella rivalutazione che c'è stata della nostra valuta, il cambio che c'è stato con l'euro, questo ha completamente affossato il nostro settore manifatturiero e le nostre esportazioni, come vedremo fra un po'. Questa è la spesa, queste sono altre due voci più specifiche. Questa è la spesa sanitaria, assolutamente non esagerata, perché vediamo, questi sono dati del 2010, vediamo come la spesa dell'Italia è inferiore a quella della Francia, a quella della Germania, quella anche dei Paesi Bassi, del Regno Unito. Peccato che qui non ci sia l'America, perché vedreste una cosa molto interessante, perché nonostante loro abbiano la sanità privata, spendono enormemente per la sanità, non per la sanità pubblica ma per le assicurazioni private. Queste sono le spese militari, premesso che in un momento di crisi sarebbe moralmente corretto anche azzerarle queste spese qui, e forse non solo in un momento di crisi. Comunque assolutamente l'Italia non è uno Stato spendaccione, e c'è da dire anche che nelle spese militari dell'Italia ci sono incluse anche le spese per l'arma dei carabinieri. Questo dato si è ulteriormente abbassato, è andato sotto 30 miliardi di euro nel 2012. Questo non è un paese che non ha i conti a posto, perché nel 1990 l'Italia andò in avanzo primario. Cosa significa questo? Che la differenza tra tutto quello che l'Italia spendeva per noi nell'arco di un anno, quello che ci raccoglieva, esclusa sempre le spese per interessi sui titoli di debito, determinava un avanzo da parte del governo. In tutti i manuali di economia, addirittura anche gli siti internet, nello stesso Wikipedia,
questo ci viene descritto come una cosa positiva che faceva l'interesse delle finanze dello Stato. Prima abbiamo visto invece che quando il governo realizza un surplus cade a picco il settore non governativo. Andiamo in rosso tutti noi. Infatti le cose non a caso hanno iniziato ad andare male proprio dal 1990, perché già negli anni 90 noi eravamo in crescita, ma non avevamo più la crescita che avevamo negli anni 80, in cui, come abbiamo visto prima, siamo arrivati anche al 3-4%. E dopo l'entrata nell'euro, l'Italia una sola volta ha avuto il PIL superiore al 2%. Nonostante l'avanzo primario, comunque il debito pubblico, o è stato stabile o è sempre aumentato, questo perché l'Italia, considerando la spesa totale, spendeva sia deficit, ma unicamente per arricchire il settore finanziario. Vediamo bene anche qui. Allora, queste sono le tasse, quando l'economia italiana andava meglio. Le tasse erano le linee rosse, scusate, le linee rosse e le tasse. Fino alla fine degli anni 80 le tasse erano sempre inferiori sia alla spesa primaria sia alla spesa totale. Poi quando iniziarono gli anni di avanzo primario dettati dai parametri di Maastricht, la nostra economia andò sempre peggio, soprattutto dopo l'introduzione della moneta unica. E questa è un'altra cosa. Qui vediamo, continuamente si sente dire per televisione la casta, i nostri politici che sono degli spreconi, se noi recuperiamo questi soldi vedrete che crescita che ci sarà. Assolutamente da condannare gli sprechi della politica. È vero che l'Italia comunque spende male da questo punto di vista i suoi soldi, ne spende molti troppi per la politica, ma dal punto di vista macroeconomico aggregato guardiamo insieme qual è la realtà anche in questo caso. Queste sono tutte le spese della politica, quindi tutto proprio, Parlamento, enti locali, comuni, province, tutto quanto. Queste spese all'anno non ammontano nemmeno ai 6 miliardi di euro. Se confrontiamo queste spese con i cosiddetti costi del più Europa, cioè del funzionamento del meccanismo europeo, vediamo subito qual è la differenza. Queste sono le spese del cosiddetto fondo salva stati europei, che poi gli stati non li salva affatto, anzi li affossa perché sono tutti aiuti che vengono concessi a particolari condizioni. Solo queste spese qua che l'Italia è tenuta a sostenere eguagliano e forse superano un po' anche tutte le spese della politica. Tra l'altro quest'anno sono anche aumentate queste spese. Fiscal Compact, che invece è quel trattato di cui ha parlato anche giustamente Stefano Della Nora, ci impone dei surplus di bilancio da parte dello Stato di anno in anno, alla fine di abbassare il nostro debito pubblico dal 130% del PIL, qual è adesso, al 60%. Questo, come abbiamo visto prima, comporterà un calo della nostra ricchezza finanziaria al netto di elevatissime quantità, perché qua si parla di cifre che possono arrivare fino a 1.300, 1.500, forse anche 1.600 miliardi di euro che spariranno dalle nostre tasche nell'arco di 20 anni, alla fine di rispettare questo trattato. E questo distruggerà assolutamente il nostro paese. Poi Obama parla giustamente di consolidizzazione dell'Italia nel nome delle logiche neoliberiste della grande finanza e delle grandi aziende neomercantili. L'Italietta della liretta era un paese non competitivo, era un paese scarsamente produttivo, assolutamente non vero, lo vediamo bene da questo grafico qui. Prima dell'entrata dell'euro l'Italia, la produzione industriale dell'Italia e la sua capacità manifatturiera era la prima d'Europa. Noi eravamo qui in cima. Guardate bene chi c'era all'ultimo posto. Esatto, questa era la Germania. Con l'introduzione dell'euro la situazione si è capovolta. La Germania è balzata in testa e ha distrutto la competitività manifatturiera di tutte le altre nazioni, compresa la Francia che pensava di guadagnarne anche lei. L'Italia è balzata, pensate, al penultimo posto, subito prima della Spagna.
competitività dell'Italia che all'inizio, che poco prima dell'entrata nell'euro era pari a quella della Germania, poi con la forte rivalutazione della lira col cambio lira-euro, che come testimonia lo stesso economista Alain Pargues fece sì che ci fu una rivalutazione dei nostri prezzi del 45%, con questa cosa qui, con l'entrata nell'euro, la competitività dell'Italia si allontanò sempre di più da quella della Germania, la quale diventò il primo Stato, il più competitivo tra tutti i paesi d'Europa, mentre che noi siamo andati quasi al penultimo posto. In questo caso qui un valore minore indica più competitività. Questo lo dice bene anche un economista MMT di nome Jan Krager, nel 1998 capì già qual era il gioco della Germania. Cosa dice Jan Krager? Se la Germania continuerà a attuare queste politiche di abbassamento dei salari, che poi furono portate avanti con Peter Hartz, il quale li accentuò ancora di più, se la Germania in una condizione di moneta unica continuerà a fare questo, gli altri paesi non avranno più la loro moneta, non potranno più svalutare per essere più competitivi, dovranno necessariamente anche loro abbattere il reddito dei lavoratori per poter essere competitivi. E ciò causerà una situazione di deflazione, quindi di povertà interna, di bassi consumi interni, che è quello che è il motivo per cui oggi l'Eurozona non riesce a crescere, con percentuali di crescita annua che sono solo leggermente superiori allo 0% e trainate soprattutto dalla Germania per via della sua forte competitività, quella quale ha distrutto le economie soprattutto del sud Europa. Lo vediamo bene anche da questa serie di grafici che illustra le partite correnti, ossia bilancio import-export della Germania confrontato col bilancio import-export di tutti i paesi cosiddetti PIGS d'Europa, ossia Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. PIGS in inglese significa maiali, è così che ci chiamano i tedeschi. Nel 1996 la bilancia commerciale dell'Italia era inattiva, pensate, eravamo il secondo paese d'Europa. Guardate bene chi c'era qui sott'acqua. La Germania. Guardate bene la situazione a 9-10 anni quasi dall'ingresso nella moneta unica. Germania qui, sott'acqua ci sono tutti gli altri. Grande competitività della Germania che esporta nei paesi PIGS d'Europa, i quali con i loro deficit, nonostante il deficit nostro venga criminalizzato, arricchiscono di fatto la Germania, perché come abbiamo visto prima, se c'è un soggetto in deficit, ossia che spende di più di quello che incassa, ci sarà necessariamente un altro soggetto in surplus che incassa di più di quello che spende. In questo caso è la Germania. La crisi ha comportato anche una forte sperequazione della ricchezza, in quanto si è arricchito quasi esclusivamente il settore delle grandi aziende neomercantili e della finanza, e lo vediamo bene da questo grafico. L'indice dell'economista italiano Gini misura appunto la distribuzione dei redditi. Quindi vediamo bene che quando l'economia va male i redditi sono meglio distribuiti. Quando l'economia va bene i redditi sono più uniformemente distribuiti. Quando l'economia va male, dopo la crisi del 2007, i redditi tendono a essere polarizzati, quindi a concentrarsi nelle mani di poche persone. Questo è un articolo di Repubblica e Finanza che Paolo Barnard fa spesso vedere durante i suoi incontri e che è molto importante da rimarcare, molto importante da evidenziare quello che c'è scritto qui. Standard & Poor's, che è quell'agenzia di rating che oggi ci declassa, cosa diceva di noi a metà degli anni 90? Ci apprezzava, pensate, come una delle economie leader dell'Unione Europea. Prima le abbiamo visto, avevamo bilancia commerciale in attivo, avevamo capacità manifatturiera superiore a quella di tutte le altre economie europee, e per questo ci apprezzava.
negli anni 90 avevamo dei parametri peggiori rispetto a quelli che abbiamo adesso, cosiddetto stato virtuoso all'incirca dell'Eurozona. Avevamo un'inflazione che era del 5,8%, adesso è dell'1,1%, quindi abbiamo un'inflazione molto migliore adesso rispetto a quella che avevamo allora. Avevamo allora una spesa deficit che era del ben 9,4%, adesso è del 3,3% e la dovremo ancora di più abbassare per rientrare nel fantomatico parametro del 3% che dobbiamo rispettare in base ai patti che abbiamo con l'Europa. Quindi il debito pubblico invece solo ultimamente è diventato maggiore di quello che avevamo negli anni 90, perché adesso è il 130%, negli anni 90 era il 124%, ma fino a poco tempo fa il debito pubblico era comunque inferiore al 124%, si parla di non molti mesi fa. E cosa è successo? Allora, negli anni 90 avevamo più inflazione, più deficit pubblico, e un debito pubblico che era superiore, e solo ultimamente il debito pubblico è stato peggiorativo in tempi odierni rispetto a quello che era allora. Nonostante questo, pensate, Standard & Poor's ci apprezzava come una delle economie leader dell'Unione Europea, mentre adesso siamo sprofondati tra i PIGS, letteralmente tra i maiali d'Europa. E cosa è successo? Come mai questo cambiamento drastico di prospettive da così a così? È successo che avevamo una moneta sovrana, quindi potevamo benissimo permetterci di avere questi deficit, perché la moneta le emetteva lo Stato, la moneta era di proprietà dello Stato che lo emetteva, che poteva discrezionalmente ampliare i suoi deficit a seconda delle necessità. Ultimo falso mito è quello delle privatizzazioni. L'economia neoclassica ci dice che privatizzando anche i servizi essenziali si avrà più efficienza, minori costi. Questo è quello che è successo con le privatizzazioni che sono avvenute soprattutto negli anni 90 per opera di governi di centro-sinistra e di governi tecnici. Questo è l'anno delle privatizzazioni di servizi essenziali e questa è la variazione percentuale dei prezzi dall'anno in cui sono iniziate, dall'anno in cui sono state fatte le privatizzazioni. Guardate bene, in certi casi si arriva anche sopra il 100% di aumento di prezzi. Gli unici settori in cui c'è stata una diminuzione di prezzi sono stati i prodotti farmaceutici e i servizi telefonici, e se consideriamo anche l'andamento rispetto all'inflazione anche l'energia elettrica. Questo perché questa diminuzione di prezzi però è avvenuta a fronte anche di mancati nuovi investimenti in infrastruttura, di forti licenziamenti e, per quanto riguarda la sanità, dell'aumento dei ticket e di numerosi farmaci non più mutuati dal servizio sanitario statale. Però vedete bene che la maggioranza dei casi portava il fatto che avessimo dei prezzi minori, perché uno Stato a moneta sovrana non deve affatto preoccuparsi dei bilanci, non deve affatto far cassa. Il suo scopo principale è quello di fornire liquidità, di regolare l'economia all'alto affinché si sia in regime di piena occupazione, quindi di piena produzione industriale di beni e di piena produzione di servizi. Questi prezzi qua potevamo averli anche inferiori, però avevamo sottoscritto dei parametri che sono quelli di Maastricht, che facevano sì che comunque lo Stato dovesse cominciare a regolare i suoi conti per poter entrare nell'euro. Ed è questo il motivo per cui sono stati privatizzati tutti questi settori qui. Da notare, tra l'altro, che l'Italia ha privatizzato completamente gli istituti bancari, mentre Germania e Francia, che continuavano a chiederci di noi di privatizzare, si sono fermate al 50%. E questa è una cosa voluta e mirata proprio. L'Unione Europea, fin dalle fondamenta, come poi vedremo, è stata creata proprio con lo scopo, dal punto di vista economico e non solo, di distruggere la base industriale del Sud Europa. E questo è uno dei risultati.
E guardiamo qui bene il comportamento della Germania, ossia quello Stato che ha sempre predicato molto bene, come testimonia l'economista Antonino Galloni e il ministro Helmut Kohl negli anni 90, fine anni 80, faceva pressione sul nostro Ministero del Tesoro affinché spendessimo meno, privatizzassimo sempre di più, e questo è quello che i nostri politici venduti hanno fatto. Queste sono tutte le privatizzazioni dell'Italia, queste linee qui tratteggiate, e queste sono quelle della Germania, la quale ha venduto poco i suoi gioielli di famiglia. Quelli che li hanno venduti di più sono stati tutti gli altri stati europei cosiddetti PIGS, venduti alla Germania. La fonte è il Fondo Monetario Internazionale. Tutte le cose che abbiamo detto le spiega bene anche un articolo del Sole 24 Ore di giugno 2012, il quale appunto afferma che la Germania ha guadagnato in maniera fortissima da questa crisi economica. Parla esplicitamente di imprese svendute a prezzi da discount alla Germania e parla anche del discorso che abbiamo visto prima dell'enorme vantaggio che ha avuto la Germania con l'entrata nell'euro, ossia la Germania, come abbiamo visto dai grafici di prima sul surplus commerciale, ha avuto una bilancia commerciale in attivo di ben 1791 miliardi dopo l'entrata nell'euro, mentre noi che eravamo in attivo prima dell'euro siamo andati in rosso di meno 388 miliardi. Tra l'altro la Germania era quello Stato che quando avevamo le nostre monete sovrane pagava un tasso di interesse sui titoli decennali non molto lontano da quello nostro, che era il 6,1%. Oggi invece se ne è avvantaggiata moltissimo in quanto il suo tasso di interesse è sceso leggermente superiore all'1%. Adesso veniamo alla parte più storica, diciamo, più filosofica, perché dobbiamo veramente capire, oltre all'analisi tecnica, economica, e anche quella politica, anche quella umana, che è una caratteristica principale del movimento MMT come è sorto in Italia. Grazie soprattutto al contributo di Elena Parguezza noi abbiamo avuto modo di scoprire delle cose inaspettate. Elena Parguezza è veramente una persona che ha conosciuto direttamente molti degli attori di costruzione dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Quindi lui conosce gli elementi, conosce perché, è stato collaboratore anche di François Mitterrand all'epoca in cui si doveva discutere della creazione di questo sistema, e collaboratore dissidente, perché quando ho capito quello che stavano combinando questi signori poi ha pensato bene di tirarsene fuori, e adesso grazie al suo contributo vediamo bene qual è la realtà. L'Europa è sempre stata dominata da una sorta di ordine tecnocratico. Pensate che ancora adesso il reale controllo politico dell'Unione Europea è in mano ai commissari europei, ossia persone nominate dai governi ma non elette dai cittadini, nominati in base a criteri di assoluta indipendenza da qualsiasi nazione. In nome del fare l'interesse della comunità europea, di fatto queste persone sono slegate da qualsiasi ambito politico, di qualsiasi nazione. Quindi una sorta, diciamolo, di dispotismo illuminato che comanda in maniera ademocratica. I primi grandi tecnocrati dell'Unione Europea sono questi signori qua, Jean Monnet e Robert Schuman, che sono delle persone, due integralisti cattolici che disprezzavano il metodo democratico. In Italia c'è anche stato un altro grande tecnocrata che risponde al nome di Altiero Spinelli, che anche lui, nonostante cosa dice la storiografia ufficiale, era una persona che disprezzava fortemente la democrazia. Comunque questi signori dicevano esplicitamente che consideravano le persone come una massa di ignoranti da mettere da parte, e questo è il cosiddetto metodo Monnet che è stato utilizzato per portare avanti tutti i passi di costruzione dell'Unione Europea, ossia, come diceva lo stesso Jean Monnet, le persone non sono pronte per sostenere l'integrazione
bisogna andare avanti per passi irrevocabili, punti decisivi, fissi. Quello che è successo, praticamente i trattati europei sono stati portati avanti senza coinvolgere la popolazione, l'intero processo di costruzione dell'Unione Europea è stato portato avanti con un metodo assolutamente di pieno deficit democratico. L'obiettivo, come già accennavo, era quello di costruire un grande mercato coloniale per le elite mercantiliste franco-tedesche nel Sud Europa. E come ottenere ciò? Deflazionando le condizioni di vita del Sud Europa, con questi trattati che abbiamo visto per il Suno, creando delle enormi masse di disoccupazione che queste grandi elite avrebbero potuto sfruttare per esportare in tutti i paesi extraeuropei e acquisire un'enorme fetta di ricchezza, sfruttando però e abbassando la ricchezza interna della popolazione. Pascal Lamy è un tecnocrate europeo, collaboratore di Jacques Delors, che è stato il commissario europeo che ha portato alla costruzione del sistema attuale dell'Eurozona. Diceva proprio che questo era il metodo di Monnet: proseguire per passi limitati, decisivi e irrevocabili. Mario Draghi, quando oggi ci dice che l'euro è irreversibile, ci sta dicendo proprio questa cosa qua. Il metodo Monnet non è un'invenzione nostra, non è una teoria, è chiaramente descritto nei documenti ufficiali dell'Unione Europea. Di supporto a tutta questa scuola tecnocratica ci fu in generale tutto il pensiero neoliberista odierno, soprattutto la scuola austriaca fondata da Carlo Menger, che diceva che lo Stato e la democrazia devono essere messe da parte in quanto la politica è una cosa irrazionale, la democrazia è una cosa irrazionale e il governo dell'economia, della moneta, deve essere sottratto alla popolazione che è capricciosa, che non capisce nulla e che disperde la ricchezza. Quindi la democrazia è comunque qualcosa di dispersivo della ricchezza. Lo Stato doveva essere privato della sua moneta e qui un altro economista austriaco diceva esplicitamente che in una sua opera che si chiama Denationalization of Money diceva esplicitamente questa cosa qui, che la moneta doveva essere tolta allo Stato. Il nome di questo economista è Friedrich August von Hayek. Un altro grande economista artefice del funzionamento dell'euro è François Perroux, che nel 1943 propose per primo il meccanismo di funzionamento dell'euro a quale moneta che di fatto avrebbe tolto, come diceva lui esplicitamente, avrebbe tolto agli stati la loro ragione d'essere. Queste sono le basi, quindi le vere e proprie basi su cui alla fine è nata l'Unione Europea. Quindi metodo Monnet, proseguire per passi irrevocabili senza coinvolgere la popolazione. La moneta doveva essere mantenuta scarsa finché non perdesse di valore, quindi scuola austriaca, la scuola austriaca che predicava anche la piena abolizione dello Stato moderno come oggi lo conosciamo. Le fasi storiche, quindi l'UE, è stata portata avanti sempre con dei trattati puramente di natura economica, a partire dall'istituzione del mercato comune del carbone e dell'acciaio, che hanno fatto sì che agli stati fosse tolto il controllo sulle loro risorse, le loro materie prime. Questo controllo è stato affidato a un'associazione sovranazionale che dall'altro, senza alcun controllo politico, governava di fatto il mercato. E così via per tutti i trattati. Pensate che quando è stato istituito il Parlamento europeo all'inizio era puramente un organo consultivo ed anche oggi la cosa non è molto cambiata, può fare ben poco, per non dire nulla. I veri colpi mortali per la sovranità e le democrazie dei popoli sono stati comunque l'introduzione dell'euro col Trattato di Maastricht e l'introduzione del Trattato di Lisbona, che è un trattato approvato quasi di gran segreto, diciamolo, perché è stato così verso la fine degli anni 2000, che di fatto ha reso tutte le nostre carte costituzionali pura carta straccia, per poi proseguire con le invasioni finanziarie, quindi con i cosiddetti aiuti però condizionati all'Irlanda e alla Grecia, con
il colpo di Stato tecnocratico avvenuto in Italia, che ha messo al governo Mario Monti e ha fatto decadere Berlusconi. E tra l'altro anche qui c'è tutto un discorso da fare circa i sospetti sulle manovre che il mondo delle finanze ha messo in atto per realizzare ciò. Basti pensare che i titoli di Stato nel novembre del 2011 schizzarono a valori altissimi poco prima della caduta del governo. E il Fiscal Compact, che è il trattato che abbiamo sottoscritto verso la fine dell'anno scorso, che dà ancora più forza a queste politiche di impoverimento della popolazione. Quindi ci sono due fasi alla fine storiche per l'introduzione della moneta euro. François Perroux, questo economista che poco prima della seconda guerra mondiale lavorava per gli interessi delle grandi aziende neomercantili, soprattutto franco-tedesche, era anche un collaborazionista e collaborò con il generale Pétain della Francia e collaborò anche con la Germania nazista per il bene di queste elite neomercantiliste, e propose per primo l'euro quale moneta con cui di fatto distruggere gli stati. Questo progetto fu poi ripreso negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, da François Mitterrand, il presidente della Francia, da Helmut Kohl, i quali già allora computavano tra loro di fatto per imporre questo sistema per distruggere completamente la competitività e le svalutazioni competitive del Sud Europa. E come abbiamo visto è esattamente punto per punto la cosa che poi si realizzò. Adesso vediamo un video di Alain Parvessa, che come vi dicevo queste persone le conosce bene, e per fare un esempio ha conosciuto direttamente anche Friedrich August von Hayek, l'economista austriaco di cui discutevamo prima, e sentiamo bene cosa dice riguardo a cosa veramente passa nella testa di queste persone che ci hanno imposto questi veri e propri crimini sociali. Splendido questo intervento, splendido. Vorrei fare una brevissima osservazione. Innanzitutto penso che la differenza fra gli Stati Uniti e l'Europa sia che anche i repubblicani non odiano la loro gente come le elite europee. Le elite europee potrebbero essere confrontate con Stalin. Stalin è noto, vero? Una volta disse: sono molto deluso dai russi, devo creare una nuova popolazione, un nuovo popolo, ed è esattamente quello che vorrebbero fare le elite europee. Vogliono liberarsi delle popolazioni esistenti e creare un nuovo popolo. A questo riguardo sono d'accordo anche con Hitler. Hitler era contento solo per i tedeschi e diceva: devo creare un altro popolo. E a un certo punto ho avuto una discussione con alcuni di voi e mi rendo conto che è inutile cercare di convincere i politici, i tecnocrati al potere. Sono dei fanatici, dei corrotti, orribili persone, odiose. Per cui quello che dobbiamo fare è lottare e ribellarci.
Sì, sono perfettamente d'accordo con quanto dice Alain Torres. Questo sistema è stato costruito non per il nostro bene, ma esclusivamente per la distruzione della democrazia, dei diritti dei popoli. Pensare di mettersi contro questo burosauro così creato già da decenni, a iniziare già dopo il primo dopoguerra, è un puro suicidio. Questo sistema non è riformabile.